Vicenza e la sua provincia sono al primo posto in Veneto nella poco invidiabile classifica della prostituzione su strada e nell'area iberica sono state registrate complessivamente 414 presenze, ovvero più di Venezia e Padova messi assieme. Ma il dato è in calo e questo trend è positivo anche per i legami che lo sfruttamento della prostituzione ha con la tratta di esseri umani. Il progetto Nave verifica ogni settimana quante donne si vendono per strada e fornisce una fotografia molto dettagliata della situazione nel Vicentino. Il fenomeno della prostituzione nella provincia di Vicenza è diviso in due. La città di Vicenza è interessata soprattutto su Viale Verona, San Lazzaro e la zona industriale. Sulla provincia interessa prevalentemente la statale 11 e tutti i comuni che si affacciano in questa statale, quindi è divisa in due sostanzialmente. I numeri, come dicevamo, sono in calo e i motivi sono ben precisi. Eccetto gli anni eccezionali che sono stati 2016 e 2017, anni boom soprattutto per le presenze di giovani donne nigeriane nelle strade di Vicenza, in particolare del Veneto e poi anche insomma sul territorio nazionale, stiamo tornando a dati standard in cui abbiamo più o meno la presenza di una cinquantina di persone a sera che si prostituiscono nel territorio di Vicenza. Ne abbiamo contattate 169 dall'inizio dell'anno. C'è stato un calo rispetto appunto ai 2 anni precedenti del target nigeriano, ma questo perché sono diminuiti un po' gli sbarchi. Non c'è mai da abbassare la guardia, perché oltre alla violenza della tratta ci sono situazioni di violenza che crescono nell'ambiente sulle cui spalle si basa il fenomeno della prostituzione. Quello che stiamo vedendo è un cambiamento rispetto alla violenza, un ritorno un po' della violenza soprattutto nel target dell'Est Europa e queste donne appunto che subiscono violenza, oltre a essere la tratta una delle forme di violenza di genere, ecco, poi fortunatamente però fanno riferimento a noi attraverso il progetto Nave.